Bella a tutti regà, qui è Miro ed eccoci qua in questo nuovo video, nel video del pagellone del girone d'andata del Cagliari 2019-2020. Prima di cominciare però ci tengo a ringraziare tantissimo un mio caro amico Maurizio, che mi è stato veramente di vitale importanza perché ultimamente ho avuto dei problemi con il computer e se non ci fosse stato lui questo video non avrebbe mai visto la luce, quindi grazie mille Maurizio per l'aiuto. E niente, tra poco comincerà il video, però prima ci tengo a specificare, scusate, che questi sono dei voti ovviamente soggettivi. Qualora non vi sentite d'accordo con un voto che ho dato o perché lo ritenete troppo alto o troppo basso, mi raccomando ditemi la vostra nei commenti, però in maniera civile. Se dovete fare delle critiche che siano costruttive, scusate, e non insulti random, perché quelli non hanno veramente senso di esistere, anche perché io non mi offendo, voi sprecate tempo, quindi è una cosa abbastanza inutile per tutti e due. Niente, detto questo ragazzi, io direi di cominciare subito con il video. Olsen 7. Arrivato nel mercato estivo, la maggior parte delle persone si è lasciata trascinare da quella che è stata la scorsa stagione con la Roma. Invece Robin ha saputo far cambiare idea a tutti. Autoritario, deciso e soprattutto decisivo, dato che non sono poche le partite che è riuscito a salvare. Una delle migliori sorprese di questo Cagliari, tanto da riuscire a creare il dubbio della titolarità. L'unica pecca negativa che mi sento di citare è il fatto che a mio avviso tenta raramente di bloccare i palloni e la maggior parte li respinge sempre via, ma rimane comunque un ottimo portiere per questo Cagliari. Cragno senza voto. Rafael 3. Belli tempi in cui ci crogiolavamo ritenendo Rafael uno dei migliori secondi portieri in circolazione, ma quell'epoca ormai è bella che è finita. Ha coperto un periodo di 4 partite, precisamente 10 minuti della partita con Lecce, quella con la Samp, con il Sassuolo, con la Lazio e con l'Udinese. Qual è il minimo comune denominatore di queste partite? Almeno 2 gol presi, addirittura 3 contro la Samp. Non ci siamo per niente. Aresti, senza voto. Stagione, a mio modesto parere, un po' deludente per Luca. Ha le potenzialità per diventare un più che buon terzino sinistro, ma in questo inizio di stagione ha dimostrato il completo opposto. Sulla carta ha portato a casa anche qualche assist, ma sul campo continua a far dubitare i tifosi rossoblù. Tra i due terzini sinistri era quello da cui ci si aspettava di più, speriamo possa invertire la rotta nella seconda parte, altrimenti conviene interrompere il prestito. Spendere 1 milione annuo per un giocatore che si mette a fare le veroniche davanti alla propria area di rigore non ha un granché senso. Ligo Giannis 6. Quasi non mi sembra vero accostare una sufficienza al Ligo. Molte volte sono stato aspro nei confronti del giocatore e non mi pento di nulla, ma a conti fatti è lui per adesso il miglior terzino del Cagliari. La dice lunga su quanto sia disastrata la situazione dei nostri terzini. Non ha disputato mai partite perfette, ma semplicemente con alcune buone prestazioni da 6 in pagella e qualche delusione in meno è riuscito a non far rimpiangere Pellegrini e questo è un grande passo in avanti. Cacciatore 3. Il peggiore di questo inizio stagione, senza alcun dubbio. Mi accorsi di quanto fosse diventato scarso già dalla partita col Parma e da lì è stato soltanto una baraonda di cappellate e bestemmie. Sbaglia tutto quello che si può sbagliare, posizionamenti, passaggi, tempi di gioco, in poche parole sbaglia tutto. Ma il grande problema è che Fabrizio è un pupillo di Maran e difficilmente lo vedremo fuori dalla formazione titolare a meno di infortuni vari. Totalmente bocciato, spero che la società prenda provvedimenti il prima possibile perché la situazione sulla fascia destra è terribile e le soluzioni non sono così numerose. Mattiello, senza voto. Pinna, senza voto. Ceppitelli 6 meno. Fuori da parecchio tempo, per una fascite, il capitano ha disputato per ora un inizio di stagione abbastanza contraddittorio, dove da solo praticamente rialza la squadra, come con la partita col Parma, ed altre partite in cui il suo operato in difesa lascia un po' a desiderare.
Però la sua assenza si fa sentire, soprattutto sulle gambe di chi per la sua assenza è costretto a giocarle tutte. Le opzioni sono due: o incrociamo le dita e speriamo che Luka recuperi il prima possibile, oppure la società deve sbrigarsi a fare un bel investimento su un centrale difensivo degno di nota. Bisogna invertire la rotta. Klavan, 5,5. Alla fine del primo tempo di Juve-Cagliari, io e mio zio stavamo discutendo su quanto Klavan fosse stato letteralmente un nuovo acquisto per il Cagliari rispetto a quello visto la scorsa stagione, ma quel passaggio sbagliato ci lasciò abbastanza interdetti. Quell'errore non gli ha abbassato più di tanto il voto dato che l'avversario era la Juventus, ma da un giocatore ex Liverpool certe cose non le puoi minimamente tollerare. Nonostante tutto è stata una nota positiva per il Cagliari, ma bisognerà dare continuità alle buone prestazioni. Pisacane, 5,5. Cambia il giocatore, ma non il voto e non l'errore. Togliamo la Juventus e mettiamo il Verona e la cosa non cambia. Sicuramente immaginando che tipo di persona sia Pisadog sarà stato lui il primo a soffrirci per quell'errore, ma ha comunque continuato a sfornare prestazioni sufficienti. Per quanto io possa amarlo alla follia e per quanto lui si possa impegnare al 110% in ogni partita, credo sia arrivato il momento di relegarlo a primo panchinaro per la difesa. Abbiamo bisogno di forze nuove e non sono sicuro che Pisacane abbia ancora l'autonomia giusta. La cessione mai nella vita, ma un piccolo declassamento per una giusta causa secondo me potrebbe starci. Valukiewicz, senza voto. Cigarini, 4. All'inizio dell'estate eravamo tutti contenti ed euforici. È diventato il regista del nulla, prestazioni deludenti su prestazioni deludenti. Il campo secondo me ha chiaramente parlato, via Cigarini e dentro Oliva. Oliva, 7. Ha giocato molto poco, ma quando ha giocato la differenza si è leggermente sentita ed il leggermente è molto sarcastico. Napoli e Bergamo non sono due vittorie casuali se si va a guardare l'organico in campo, perché c'è un minimo comune denominatore chiamato Cristian Oliva. L'investimento fatto dal Cagliari sembra essere azzeccato, ma se non si dà la possibilità al ragazzo di giocare, a cosa serve in questo Cagliari? Solo come rimpiazzo di Cigarini? Sarebbe troppo sprecato. Non succederà, ma spero vivamente che Maran cambi idea su Cigarini e decida che Oliva sarà il perno di questo nuovo Cagliari. Nainggolan, 8. Volevo dargli un voto più basso, perché all'inizio campionato Nainggolan era un assente ingiustificato nel Cagliari. Non si vedeva e non si sentiva, ma il ninja piano piano è venuto fuori. È lui l'anima del Cagliari, è lui che sprona tutta la squadra ed è lui che più di tutti corre, lotta e suda per la maglia. Lui sa cosa significa e lui sa cosa va fatto per onorarla. E soprattutto ci fa godere. E come ci fa godere? Chiedetelo alla SPAL e alla Fiorentina. Nandez, 7-. Il debutto del Leon in terra sarda e continentale è stato un qualcosa che nessuno si aspettava. Ci immaginavamo che fosse forte, ma non fino a tal punto. Però il voto paga notevolmente del blackout avuto da un paio di partite a questa parte. Contro il Milan abbiamo avuto dei segnali di ripresa che fanno ben sperare. Le voci di mercato incombono, i problemi contrattuali lasciamoli a chi di dovere. Spero che possa rimanere a lungo e che continui sulla stessa riga con cui era arrivato in Serie A. Vamos Naitan! Faragò, 5. Il 5 è un premio per il gol dopo il ritorno dall'infortunio, altrimenti sarebbe stato un 4,5. Non spenderò tante parole su Paolo, mi limiterò semplicemente a dire un dato di fatto che a quanto pare Maran tende a rimuovere dalla sua mente. Faragò non è un terzino destro. Rog, 8. Uno degli acquisti migliori che il Cagliari potesse fare. Un giocatore splendido che è riuscito nell'intento di far dimenticare la partenza di Barella. Grintoso, non molla mai un centimetro e non disdegna il cost to cost anche per fare un solo e semplice contrasto. Sta dando tutto, a volte anche sbagliando, ma la sua abnegazione non passa di certo inosservata. Castro, 6. Tolto il gol con il Napoli, sinceramente non ricordo altre prestazioni o altre azioni degne di nota di Castro. Forse sono io che ho la memoria bagata e questo è un dato di fatto,
ma ritengo che abbia perso un po' di smalto rispetto all'anno scorso. Ormai ha recuperato totalmente dalla rottura del crociato, ma per il giocatore che è sono sicuro che può dare di più, anche se è pur vero che adesso a centrocampo ha molta competizione e forse parte un gradino dietro rispetto ai tre titolari. Ionita, senza voto. Deiola, senza voto. Birsa, senza voto. João Pedro, 7,5. Forse a molti un 7,5 per il miglior marcatore attuale del Cagliari sembrerà poco, ma credo che sia il voto che si merita. Le vesti del goleador non sono quelle che dovrebbe indossare, ma se segna tanto di certo noi non disdegniamo. Non prende quel mezzo voto in più per il brutto vizio che sta avendo nelle ultime partite di non osare, di andare sul sicuro scaricando il pallone sulle fasce. La botta da fuori ce l'ha, ha le potenzialità per avere comunque l'ultima parola sull'1 contro 1, ma ultimamente fa fatica a valorizzare tutto ciò. Dai Joao, facci sognare ancora. Pavoletti, senza voto. Simeone, 7. 7 perché continuo a ritenere Simeone un acquisto perfetto per il Cagliari che piace a me, ma totalmente inadatto per il calcio giocato da Maran. Il Ciolito ci mette anima e cuore in campo, corre come un matto anche se molte volte lo fa a vuoto. L'aspetto realizzativo è un po' carente di cifre, ma l'apporto che dà Simeone al Cagliari è secondo solo a quello di Nainggolan e Rog. A mio modesto parere, se messo nelle condizioni adatte per giocare, può diventare ancora di più un giocatore imprescindibile e speriamo che ciò accada il prima possibile. Cherry, 5,5. Questo voto è quasi totalmente frutto di quel gol alla Samp, perché, parliamoci chiaro, nelle altre occasioni in cui è sceso in campo non ha di certo brillato. Lo ringrazierò a vita per avermi fatto godere come un riccio per quel gol, ma era un giocatore da Serie B e rimane un giocatore da Serie B. Ragazzu, 6. È in assoluto il calciatore che ha avuto il rendimento migliore rispetto a quello da me pronosticato. Pensavo che gli anni passati in categorie minori l'avrebbero reso un giocatore al massimo da Serie B ed è invece riuscito a sorprendermi trovando anche il gol contro il Sassuolo. Sono convinto che se schierato quando è nel pieno della forma possa creare molti pericoli agli avversari. Danielino, hai la mia fiducia. Maran, 5. Qui invece sono stato molto generoso ed ho voluto premiare il mister soltanto per quella lunga fila di risultati utili, anche se secondo me bisognerebbe fare una cernita delle partite che effettivamente sono state vinte grazie a lui. Atalanta e Samp sono effettivamente delle vittorie targate Maran, ma le altre faccio seriamente fatica a definirle tali. Ormai da un anno ci ritroviamo qui a parlare dei limiti mentali del mister, incapace di dare ai ragazzi quella garra per affrontare l'avversario, incapace di gestire le situazioni di difficoltà ed incapace nella gestione dei cambi. Il Cagliari con lui si dimostra clamorosamente pauroso, anche quando ha la piena possibilità magari di vincere una partita. Lazio, Verona, Lecce, e cerca di mettere la squadra ai ripari proponendo un calcio totalmente difensivo. L'aspetto mentale è quello che spicca di più, si vede quanto lui in situazioni di stallo preferisca difendersi piuttosto che attaccare, cercare di difendere un vantaggio tenendolo ad un solo gol di scarto, anziché cercare di chiudere il prima possibile la partita. E sui cambi nemmeno mi esprimo, dopo il doppio cambio contro il Milan penso ci sia ben poco da dire. Anche se, a sua parziale discolpa, bisogna ammettere che il Cagliari attualmente in panchina non ha minimamente i ricambi giusti. Insomma, se Maran continuerà ad avere queste sue fisse mentali e la dirigenza non prenderà provvedimenti, la situazione diventerà davvero rischiosa. Ragazzi, il video finisce qui, come sempre fatemi sapere voi qua sotto nei commenti cosa ne pensate, se siete d'accordo o meno con i voti che ho dato e mi raccomando motivate le vostre motivazioni ovviamente sia in caso positivo che negativo. E detto questo noi ci becchiamo in un prossimo video. Bella!